Buonasera da Gianfranco. Buonasera. Della JFB Consult Investment Advertising Private Banking Economic Search and Communication, anche da sport. Su ordinazione, novità in questo periodo facciamo anche i Nadalin e le paste frole. Molto bene. Abbiamo aperto un'altra filiale in pieno centro storico a Pol. Addirittura praticamente nella piazza centrale dove fino all'anno scorso sorgeva la stela. Quest'anno hanno avuto dei problemi. Ci appoggiamo come al solito alla grande realtà finanziaria del gruppo BNL Piripì Parapà Curvu qua Instrumental. La nostra mission è: hai un problema? Arrangiati, oppure rivolgiti agli altri. Infatti ormai ci chiama sempre di più un carretto di gente. Non per ultimi alcuni rappresentanti di un importante fondo finanziario interessato all'acquisizione del Grecia Verona. No, spero di no, speriamo di no. Per ovvi motivi di riservatezza non posso fare il nome. Posso solo dire che si tratta di un affare grosso come un brufolo ciaone che ti viene quando mangi massa salame casalin. E lo dimostra il fatto che mi ha chiamato Presemolo in persona. Addirittura. L'incarico forse è l'unico con cui può parlare, la capisce. Secondo me. L'incarico che ci è stato dato è quello di un piano marketing personalizzato qualora avvenisse l'acquisizione del Grecia Verona. Quindi in 224 ho chiamato un team di esperti in Giostrina Engineering, Pupassetti Analiseto, Calci in culo Programmetto. E cosa programma? Non hai capito? La sincronizzazione delle pesatare che ci dai. Poi ho chiamato gli esperti in Sucaro Filato Maker e Caffettasse in Ruotetto. E abbiamo buttato su alcune idee molto interessanti e soprattutto 2 o 3 bossetti che ho fatto fare a mio nodino, che è capace di disegnare Paperino senza copiarlo. Addirittura. Pippo e Pluto ancora no. Lilo e Stitch li fa cagati e spuati. Siamo contenti. È capace di disegnare anche qualche cagnito della carica di 120. Invece Fujiko di Arsenio Lupin è meglio che non la disegni neanche, se no dopo ci viene il morbino, non fa più i compiti. Comunque, dopo un'attenta analisi di mercato, abbiamo tirato fuori dal cilindro il nostro progetto dal titolo Tutti a stadio col Brucomela. Scusi, come si chiama il progetto? Tutti a stadio col Brucomela. Un'operazione mirata, insomma, per far vivere alle famiglie la giornata del stadio come fosse una giornata nel parco di cosa si tratta? Abbiamo pensato a varie fasce di abbonamenti, tutte con un unico comune denominatore, cioè piantare la macchina in un parcheggio e montare sul Brucomela, guidato a Presemolo, che vi porterà e vi farà smontare proprio davanti a stadio. Una comodità mia da scherzi. No, infatti. Le varie opzioni. Allora, 1. Abbonamento Presemolo Basic. Cioè? Posto in parterre, ti fai la coa e quando monti su Presemolo non caga neanche di stiri sottofioi e se Toffioi che domanda possiamo fare in selfie si gira dall'altra parte. Basic. Presemolo Bronze, posto in gradinata superiore, si fai la coa comunque, ma Presemolo ci fa una doccaresse a Toffioi. Presemolo Silver, posto in gradinata centrale, ti fai la coa, però Presemolo ci fa 2-3 caresette a Toffioi e si mette anche in posa se i Toffioi ma ci pensa di fare insieme. ma Poi pensa attenzione, che dono. Presemolo Gold con opzione Express, ovvero posto in tribuna centrale, salti la coa perché hai l'opzione Express, Presemolo ci fa 2-3 caresette a Toffioi, anche diciamo i selfie, in più ti porta un scartosso di popcorn, il succo filato oppure un pommo pucciato nel siroppo dolce. Quarta opzione, abbonamento Presemolo Platinum VIP, posto in tribuna VIP, vai direttamente a Rento a stadio col Brucomela. Presemolo ti porta i fiori su in Gopparella fino al Non ci credo. Capito? Si fa tutti i selfie che tu faccio fino al 90esimo, compreso il recupero. Ti porta popcorn, zucchero filato, penade pocciate nel siroppo dolce e potaci finché non ti vengono fuori dagli occhi e ti sbrusano anche le marandele. All inclusive, e quando è ora di tornare a casa ti fai in omaggio il puotino di Presemolo e le foto che vi hanno fatto senza che ve ne incuriosissi altri, fin quando seiavano gli avversari o quando seiava il Grecia. Quindi attenti alle siracche.
Ecco, insomma, diremo, abbiamo buttato su questo, diciamo, piano qua, speriamo che la cosa vada in porto. Sì. Diremo che come sempre pensiamo una scianta oltre al naso, one step beyond, come dicevano i Linkin Park. che per via di parchi divertimenti, insomma, ne sanno qualcosa. I Linkin Park, certo. Aspettiamo che finalmente il signor Presemola tiri fuori il taccuino e compri il Grecia Verona. Sarà uno stadio tempestato di Presemola, perché come tu sai Presemola è da partita. Seguiteci su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Ding Dong, apoiare le campane di Don Sobon e nei cartoncini infilati nelle macchine quando c'è il marcato. Grazie. Ciao a tutti. In collaborazione con Autozai, Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Gruppo Kairos.